Si voterà in autunno e il governo Musumeci a deciderlo su proposta dell'assessorato alle autonomie locali le date per le elezioni amministrative in 45 comuni siciliani prevista per il 10 ottobre con eventuale ballottaggio il 24 ottobre nei 43 comuni siciliani, 26 giunti alla sua scadenza naturale, 11 gestiti dai commissari straordinari regionali, 6 sciolti per infiltrazioni mafiose. In provincia di Agrigento i comuni dove si andrà a votare sono Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani, sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi le province di Caltanissetta con San Cataldo e Vallelunga Pratameno, entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose. In provincia di Catania si voterà ad Adrano, Caltagirone, Giarre, Gran Michele e Ramacca. In provincia di Enna a Calascibetta. Quindi a Messina diversi sono i comuni in cui si andrà a votare: Andillo, Capodorlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, sciolto per infiltrazioni mafiose, Patti, Rodimilici, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta. Quindi in provincia di Palermo, Adalia, Montelepre, San Cipirrello, sciolto per infiltrazioni mafiose, San Giuseppe Iato e Terrasini. Nella provincia di Ragusa, Vittoria, sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi in provincia di Siracusa, nei comuni di Ferla, Lentini, Noto, Pachino, sciolto per infiltrazioni mafiose, Rosolini, Sortino. A Trapani, nei comuni di Alcamo e Calatafimi Segesta. In altri 3 comuni, sciolti a causa di infiltrazioni mafiose, Torretta, Mezzoiuso nel Palermitano e Mister Bianco nel Catanese, si voterà il prossimo 24 ottobre con il ballottaggio il 7 novembre. Nella nostra provincia molto l'attesa per il voto a Porto Empedocle, dove si contenderanno la poltrona di primo cittadino, oltre all'uscente i 5 Stelle Ida Carmina, anche l'ex sindaco Orazio Guarraci, l'attuale direttore dell'Ispettorato del Lavoro l'ingegnere Salvo Iacono, Calogero Lattuca in quota UDC e Gianni Amel per la lista civica Primavera Empedoclina, oltre che a Calogero Martello, già impegnato nelle precedenti elezioni con diverse liste civiche.